Buon pomeriggio e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Nessuna intenzione di fare cartello con Ryanair e massimo impegno nel venire incontro alle esigenze dei siciliani e dei turisti in partenza e in arrivo dall'isola. Dunque un'aggiunta di voli a partire dalla rotta Roma-Palermo sempre più affollata e più richiesta e biglietti meno cari. E questa la risposta di Ita Airways alla regione sulla questione caro voli. Dalla compagnia di bandiera italiana fanno sapere che il paracadute era stato pensato molto prima del ricorso del presidente Schifani all'antitrust. Lo stesso presidente della regione, appresa la notizia, ha commentato dicendo che quelli di Ita sono pannicelli caldi che non risolvono quanto da noi denunciato. Il corpo del docente universitario palermitano Giuseppe Provenzano è rientrato oggi in Sicilia dall'Egitto, dove il professore è morto lo scorso 1° dicembre a causa di un incidente stradale. La bara è stata trasferita al cimitero di Partenico, dove ad attenderla erano presenti amici e parenti. Con loro anche il sindaco Pietro Rao e l'arciprete Salvatore Salvia, che ha benedetto la salma. Il sindaco proclamerà il lutto cittadino nel giorno dei funerali, che si terranno venerdì prossimo alle ore 10 nella chiesa madre. Il professore Provenzano si trovava in Egitto per conto dell'Università di Palermo perché impegnato in un progetto di partenariato. I carabinieri di Marsala hanno arrestato un 22enne originario dell'Agrigentino nei cui confronti pendeva un provvedimento restrittivo. L'uomo, dopo la sentenza di condanna definitiva a 3 anni e 20 giorni di reclusione per i reati di estorsione, violenza privata e lesioni personali aggravate, aveva deciso di lasciare il suo abituale luogo di residenza e si era rifugiato a Marsala. Aveva trovato una sistemazione di fortuna nell'androne di un palazzo, ma è stato notato da un militare fuori servizio che ha chiesto subito l'intervento di una pattuglia. A conclusione delle formalità di rito, il 22enne è stato condotto nel carcere Pietro Cerulli di Trapani. 2 operai della Forestale sono usciti fuori strada a bordo di una Fiat Panda vecchio modello a Collesano, nel Palermitano, in contrada Pedala. L'auto ha cappottato più volte prima di finire in una scarpata. I 2 operai sono stati estratti dai vigili del fuoco dall'abitacolo completamente distrutto. Uno dei 2, in codice rosso, è stato trasportato nell'isoccorso a Palermo dai sanitari del 118, il secondo, meno grave, all'ospedale di Cefalù. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento col TG Flash alle ore 18. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.